A sostenere i residenti di San Vito, contrari alla realizzazione dell'ecopiazzola e all'eliminazione del porta a porta, in blocco c'è il PD bassanese per voce del capogruppo in Consiglio Comunale Roberto Campagnolo. Ricordo che Nicola Finco in campagna elettorale si era impegnato a valutare con i cittadini e con ETRA la possibilità di non realizzare l'ecocentro a San Vito e anche il 25 aprile. Questo non è stato fatto, almeno non abbiamo notizia che siano stati fatti incontri pubblici, incontri con i cittadini, e ieri mattina i cittadini di San Vito si sono visti le ruspe arrivare con le forze dell'ordine. Ecco, io credo che questo sia inaccettabile in un comune dove ci deve essere dialogo. EITRA è una risorsa per il nostro territorio, non deve lavorare contro i cittadini, non lo fa secondo me mediamente quando può. In questo caso stanno facendo una cosa che peggio non si può. Sono inaccettabili le obiezioni che arrivano da parte dell'amministrazione di EITRA a fronte del fatto che se non si realizza questa isola ecologica domani mattina EITRA va in fallimento. Ma di cosa stiamo parlando? Campagnolo dal suo canto lamenta una mancanza di dialogo da parte di chi amministra la città nei confronti dei diretti interessati, coloro che a San Vito vivono, e dice è un copione che rischia di ripresentarsi dalla precedente all'attuale amministrazione. Bisogna stare attenti alle volontà dei cittadini, seguire quelle che sono le loro esigenze e poi mediare, insomma cercare di dare risposte, ma soprattutto dialogare con le persone, informarli rispetto a quello che si vuole fare. È molto più semplice rimanere a Venezia in regione, fare un ordine del giorno ogni tanto e insomma chi si è visto si è visto. Fare il sindaco è un po' più complicato, però se si va avanti così si fa poca strada.